Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Alfredo Barrago. Alfredo è un mentalista e illusionista e quindi un personaggio del mondo dello spettacolo, ma soprattutto è una bella persona. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Carissimo Francesco, Ciao! Ciao. Come stai? Bene, tu? Tutto bene, grazie, tutto molto bene. Allora, chiuso male, aspetta. Tutto male? No, chiuso male. Dovresti mettere questo, ti va bene? Che cos'è? Cos'è? Tu che sei nel mondo dello spettacolo. Fai vedere. Allora, se lo prendo, lo lancio, non lo so cos'è, non so cos'era, però No. ce l'hai qui, fermo, ce No, l'hai mio qui. Dio. Ma Così cos'è ti in prese- effetti questo? C'è una spia, Sì, è un micro. un microfono, Ti va bene? cioè? Cioè, Mi dovresti va bene. metterlo e facciamo una chiacchierata registrata, rec stop. Ah, ma questo era Questo è- l'appuntamento. Ma tu lo Ti sai va che bene? sono timidi, ma è una cosa che va in onda, no? Sì. Va in onda audio, video, c'è anche Ah, un video lì. meraviglioso, C'è dove? anche un video lì. Ah, c'è un video. Sì. Ti va bene? Ma certo Ascolta, che mi se va no- bene. se fai no, devi stare No, attento ma a quello sì. che dici, a quello che racconti, perché ovviamente sarà tutto No, tu registrato. lo sai che io sono però- timido, sul serio, Sei sul serio timido. Aspetta, No, vabbè, sei caduto aspetta lì che è sotto. volato. Ecco qua, Fai sparire di niente. nuovo questo. ti ho fatto Ok. già sparire uno, Ma mi è sconvolto, cioè, una cosa assurda. Allora, mi hai veramente sorpreso questa cosa che mi hai fatto 2 secondi. Veramente, era una magia, era una cosa pazzesca. Sì, facciamo una Allora, passeggiata. Io ti ho come- chiamato per dirti, faccio una passeggiata con me, ti porto in un posto. Tu giustamente ti sei fidato. Ero curioso come una scimmia, ho detto, ma cosa mi deve dire? In genere ci sentiamo per cose o di grafica Bravo. o di... Di cose per i tuoi spettacoli. Sì, No, in questo caso ti ho detto vieni con me, facciamo una passeggiata, ma è un'imboscata leggera, niente di no, di ma dai, che va particolare. bene. Ok. Sei timido? Sono timido, ma scherzi, sempre Si stato direbbe. timido. Poi La cintura. Poi come si dice, no? La passione, il lavoro ti fa superare E infatti io ti immagino in una... quel momento che tu sei sul palco, però normalmente sono timido. Cavolo, non l'avrei mai detto perché vabbè, non è cioè, spesso capita che chi appartiene al mondo dello spettacolo poi siano appunto due situazioni differenti Sì, quando sì, sì, quando sì. ti esibisci rispetto a quando invece è la vita privata normale. No, infatti Qui no. è vita privata. Qui è vita quasi privata. vabbè. Quasi privata. No, vabbè, allora, questo è un podcast video che sto facendo, io l'ho chiamato Vodcast, dove invito persone normali, semplici, non particolarmente conosciute, e mi sa che tu sei quello più conosciuto Vabbè, fino ad però oggi. sempre persona sono, Bravo, insomma. sei anche una bella persona, io ci tengo a questo, e quindi invito solo belle persone, che siano note o Beh, meno, diciamo che certo, facciamo certo. un Ma è una po', bella idea questa. E dove va in onda? su una piattaforma YouTube e Spotify. Ah, Quindi una volta che finiamo un'oretta di registrazione, io ovviamente lo dico, la faccio rivedere al protagonista, all'ospite, e lui mi darà l'ok per mandarli in onda o meno, perché non è che vabbè. te la riascolti. Se non ci facciamo troppo male, così Esatto, chiacchierando. esatto. Io non ti voglio far male, io voglio solo No, ma certo. vorrei che tu ti raccontassi a me, a noi, chi ti sta ascoltando, ma così una chiacchierata. Io parto dalla biografia, classe 1900? 963. Cavolo, siamo quasi coetanei, un anno di differenza. Tu sei più piccolo o più grande? Un anno di più piccolo. Più piccolo. 61, tu 62 già? 63 io, Ah, io ne ho 62, sì. Quando ne avrò 63 sarò del 63, perfetto. Anche io sto aspettando il 64, mi piace l'idea del numero, meraviglioso. Nel tuo, questa è una domanda così, nel tuo lavoro, diciamo, usi molto la numerologia? È importante? No, però la osservo perché ci sono cose ricorrenti, per cui lo trovo molto interessante.
però chiaramente nel lavoro no, il lavoro della magia da palcoscenico sai bene che è una finzione, è una forma di intrattenimento. Sai che ho intervistato, che forse ovviamente non è ancora visto perché sto facendo un po'... Tutto in segreto qui. No, vabbè, poi andranno in onda tutti insieme, nel senso che io le sto registrando e poi le mando in onda. Il tuo discepolo, Antonio Palma. Ah, Antonio, incredibile. Antonio Lui ha parlato di mentalismo, ha parlato di... È un uomo, Antonio, dalla personalità multiforme, artistica, anche un po' matematica, numerologia, Antonio. Lui usa molto i numeri, molto nel mentalismo che pratica, ma per merito tuo, perché so che ha fatto la scuola da te, quindi si è formato... ha frequentato questa scuola di magia. E insieme avete fatto un bel progetto. Un bel progetto, altro che che hai seguito tu, se parliamo della grafica. No, vabbè, l'ha fatto un altro grafico, non lo faccio, cioè io non sono un grafico, però... tu eri il nostro interlocutore. Sì, bravo, l'ha fatto un grafico che ha praticamente curato tutta la parte grafica e l'ha fatta perché vi ho messo in contatto io. Stiamo parlando della valigia del mentalista. La valigia del mentalista, come no? Che veramente mi ha ricordato quando l'avete pensato e ideato alle scatole gioco di Silvan. Esatto, le scatole del piccolo mago. L'idea, secondo noi, vincente è stata, infatti poi comunque è una cosa che ha girato il mondo, ha venduto, è stata sicuramente l'idea di fare per la prima volta nella storia una scatola non del piccolo mago, ma del mentalista, quindi di persone più grandi, più adulte. Poteva essere un ragazzo, anche un adulto. Naturalmente, sì, però non i bambini. La scatola dei bambini esiste dal 1700, con i bussolotti, le cose. Che giri Sì. Ma tu ti sei avvicinato a quest'arte, come la possiamo chiamare? Un'arte? Ma sì, è una disciplina. Nell'antichità la magia è quella che ha dato il via a tante cose, alle scienze, alle religioni. La stessa musica è una branca della magia, no? Pensa tu al sacerdote stregone che per propiziare la pioggia faceva le percussioni, le danze. Dalla magia, da quel personaggio è nato molto di quello che oggi ci anche il farmacista, perché lui faceva... sì, il farmacista discende dallo stregone che faceva l'intrulli. Le pozioni magiche, pozioni magiche. Come siamo arrivati a dire questa cosa? Perché mi sono partito da lontano. No, non è vero. Il gancio c'è, perché io ho pensato, ovviamente abbiamo la stessa età, siamo coetanei, ci siamo innamorati di Silvan, perché io mi ricordo benissimo. I personaggi della televisione. Da poco ho fatto uno spettacolo insieme ad Alexander, che era uno dei 3 personaggi della più moderno, TV però, degli anni 70 e 80. Esatto. Però dico, tu ti sei innamorato della magia in quel periodo, quando eri piccolo? Assolutamente sì, una folgorazione davanti alla TV in bianco e nero di nonna, e lì mi appare Silvan prima, poi anche gli altri, no? Binarelli. E quindi quello è stato sicuramente una scintilla, sì. Poi questa passione che sai rimane stabile nei secoli. Ecco, raccontami, tu a che età, cioè vabbè, hai studiato, immagino? Sì. Cosa hai fatto? Che liceo? Allora, lo scientifico, il Pacinotti, abbandonato poi a metà strada proprio perché ero soggiogato dalla magia. La magia... E come inizi praticamente ad avvicinarti a questo mondo? Cioè da solo, autodidatta? Ma sì, questo è un mondo di autodidatta. Guarda, la prima scuola di magia l'ho fatta io nel 2006. Perché non c'era nulla? Sì, con qualche risultato buono. Uno per esempio Antonio. Vabbè, Antonio ha parlato molto bene. Più delusioni che... Cioè voglio dire, comunque risultati modesti, perché alla fine tu non puoi far diventare mago uno solo perché quello bussa e dice voglio fare il mago. Si parte probabilmente da una passione, da un'inclinazione anche, no? Per cui chi è venuto in questa scuola di magia veniva per coltivare l'hobby più che altro. Quindi era già appassionato lui di suo? Sì, cioè, uno parte certamente, insomma, non è voleva come... diventare più bravo in quel senso. Sì, non è come quello che ha la palestra di fronte a casa e allora va perché è di fronte a casa. Qui questa cosa la devi proprio cercare. Quindi si sono avvicinati da te persone che avevano già l'indole, che avevano già un seme, o diciamo. perlomeno una forte attrazione. Certo, Certo, sì.
Invece tu da solo, autodidatta, hai guardato la Io sì, televisione? perché sai, negli anni 60, no? 70, da bambino, quindi vedi il mago della TV, poi ti devi inventare di sana pianta come potrebbe essere il trucco. Poi molto tardi scopri che sapere com'è il trucco è poca cosa, nel senso che questo è un mestiere che somiglia molto più al teatro, all'attore, a chi deve comunque intrattenere il pubblico, quindi porgere le cose in un certo modo, ha poco a che fare con la magia. È più... Beh, più teatro, più è più teatro. sicuramente, sì. E quindi come inizi proprio praticamente? Inizi a fare i primi giochi? Inizio a stressare tutti i parenti che sono cavie. Guarda, hai visto come ho fatto prima col microfono? Sì, sì. Ecco, i miei parenti non ne potevano più perché per me era un allenamento, quindi loro erano le cavie e quindi insomma... E i tuoi genitori come l'hanno presa questa cosa? No, per fortuna bene, è stato tutto molto agevolato questo percorso, insomma, sicuramente. Quindi tu interrompi il liceo, mi stavi dicendo? Sì, sì, perché... Interrompi, non ti diplomi? No, perché Cavolo. in effetti la magia mi ha davvero soggiogato, credimi. Poi ho continuato a studiare per conto mio, perché io ero andato allo scientifico perché ho una passione sfrenata, forse patologica quasi, per l'astrofisica, la fisica quantistica, la fisica classica, per cui sono argomenti che mi piacciono molto, neanche lontanissimi da quello che faccio poi, perché Esatto. c'è qualche principio. A che anno sei arrivato? Ma mi pare al terzo. Al terzo. Sì. Quindi poi dopo smetti di studiare? Non smetto mai di studiare. No, per la di verità. studiare Sì, lì, sì, sì. E quindi continui comunque, stai già facendo spettacoli a quell'età? Sto facendo i primi spettacolini. Guarda, io ne ricordo uno che era davvero tragicomico, perché io giocavo a calcio tutti i giorni all'oratorio e Don Riccardo, un personaggio favoloso, a un certo punto mi dice: senti, ma tu tra una partita e l'altra stai sempre facendo questi giochi, perché non fai uno spettacolo, ti do il teatrino parrocchiale? Ma dai! E io mi sono emozionato moltissimo e così mi sono organizzato questo spettacolino. Pensa ti che ricordi quali la erano? pubblicità la facevano alla messa. Ma Alla messa dai. dicevano: fratelli, più tardi alle 17 ci sarà lo spettacolo del mago, a roba del genere. Come ti chiamavi? Allora, mi chiamavo Jester perché io Jester. avevo iniziato, ho fatto i primi passi con un amico che aveva assunto quale nome d'arte Joker, e per cui Jester era una specie di sinonimo di Joker, quindi Jester e Joker, questa era Cioè lo facevi con lui gli spettacoli? Sì. E lui cosa faceva? Sempre mentalismo, manipolazione? Lui, Cosa faceva? beh, eravamo abbastanza... Cioè, scusami, l'ho chiamata manipolazione, ma è corretto? Manipolazione è corretto, Ah, ok, sì. ok. Lui forse aveva già la tendenza al mentalismo, perché poi dopo, adesso fa anche il mentalista, mi pare, quindi... È ancora in... Beh, lui lo fa per hobby, mi pare. ok. Sì, Non lo ha fa fatto per il hobby. percorso No, tuo? fa altre professioni, lo fa per hobby, sì. Ok. E quindi fai questo spettacolo, ti chiami Questo Jester? spettacolo, lì ho scoperto di essere il più scarso organizzatore di spettacoli della storia. Davvero? Perché? Sì, perché vedi, era l'estate del 78 Cavolo. e io scelgo stesso giorno, stessa ora di Italia-Argentina. No, vabbè. Quindi mi trovo, follia totale. meraviglioso, mi sono trovato il teatrino con mia madre, mia zia e non lo so, 3 vecchiette di quelle col fazzoletto nero che escono dalla messa. Le affezionate. E le sì. affezionate. E tra l'altro in quel momento provai un certo sollievo, perché immaginare non volevi quel nessuno. teatro con 100 persone, mi sarei emozionato tantissimo. Ok. Quindi c'era mamma, zia, È andata bene così. andava come meglio, prima. è stato un inizio soft, come si dice. Bello. Sì. Questo è il primo spettacolo in assoluto. Questo è sì, Sponsor diciamo il primo prete. spettacolo vero, perché poi forse qualche tentativo di tastare il terreno ci fu, mi sembra, in un asilo, ma così molto molto in piccolo, giustamente. Quanti anni avevi? Ne avevo 16, credo. 16. Sì. E comunque lo sponsor religioso, il prete, mi sorprende. È meraviglioso, sì, durante la messa questo sacerdote Molto compatibile, molto moderno, molto moderno, infatti. uno di quei sacerdoti che sanno che la magia da palcoscenico non ha niente a che vedere con la magia, quella che loro ovviamente
respingono l'occultismo. Esatto. Quindi sì, no, fu un'esperienza. Noi abbiamo anche il santo patrono che è Don Bosco, che è proprio il fondatore dei Salesiani, l'inventore dei Salesiani. E Don Bosco era un figo pazzesco, faceva giochi di prestigio ai ragazzi e li allontanava da cose peggiori, no? Per cui li attirava all'oratorio con i giochi di prestigio. Non lo sapevo questa per questo cosa. È il patrono, sì. Non lo sapevo. Senti, questo è il primo spettacolo, poi cosa succede dopo questo? E poi succede che si comincia anche un po' a sognare, a sperare. Si deve sognare. Si deve, si deve. È una cosa che sta mancando tanto. E quindi ricordo che avevamo, proprio con Joker, una discreta faccia tosta, per cui ci proponevamo nelle TV private, allora c'era Videolina, Teleradio Sardegna. E quindi devo dire che poi fummo accolti anche con simpatia, erano due bambini che volevano fare i maghi, quindi i primi spazi, le prime occasioni. E quindi il primo spettacolo, vero? Il primo spettacolo, vero? Potrebbe essere uno spettacolo di piazza. Di piazza? Che era complicatissimo per noi, perché ti trovi 2000 persone, 1500-2000 persone, mi ricordo era a Selargius. Tipo per una festa di paese. Sì, e quindi ci eravamo attrezzati con l'artiglieria pesante, avevamo già cominciato a fare numeri tipo la levitazione, no? la ragazza sospesa. Già quella facevi? Beh sì, ci eravamo attrezzati in fretta e furia quando capitò l'occasione con uno di questi impresari teatrali che voleva provare a inserirci in un varietà, così infatti andò. E quindi sì. Ma dico, hai detto levitazione, ma tu com'è scopri il metodo per farla? Perché comunque, vabbè, non sveliamo trucchi. Molto complesso a quei tempi, perché non c'era certo internet, sai, oggi trovi anche le spiegazioni. Sì, adesso trovi molti tutorial, molte cose. E quindi al tempo, insomma, eravamo andati alla ricerca di testi nelle bancarelle, il libro. Perché vi spiegavano i trucchi? Qualche testo, sì, insomma, andò bene da questo punto di vista. Le prime informazioni, poi però devi anche andare da degli artigiani, perché i trucchi poi materialmente sono degli oggetti, degli attrezzi, no? Uh-huh. Cioè, per far volare una donna ci sono molti metodi, ma nessuno di questi è forza psichica ascensionale, capisci bene, no? Immagino. Ecco, tu sei un po' dissacrante rispetto a questo, lo dici proprio, guardate che il mentalismo è, come lo diceva Antonio ha parlato di questo. Allora va detto, c'è una specie di doppia lettura da offrire al pubblico, perché vedi, se tu dichiari in maniera troppo netta che quello che stai per fare non è il risultato di una capacità extrasensoriale, poi finisce per svilire, per diminuire l'effetto. Quindi lasciare il dubbio nello spettatore, cioè questo qui prevede davvero il futuro, ha dei poteri di precognizione, oppure c'è il trucco, e purtroppo bisogna stare un po' vaghi, perché è teatro. Poi nella vita di tutti i giorni, anzi non so se l'avrai letto tante volte, io sono sempre lì a confutare il paranormale. Diciamo, tu fai anche un'attività, non dico parallela, ma è un'attività a cui tu tieni molto, che è quella dell'Osservatorio Antiplagio, che è una organizzazione non governativa che si occupa però non troppo di contestare il fenomeno, perché il fenomeno tra l'altro secondo me esiste. Il problema... Quale fenomeno? Il fenomeno paranormale, quello che noi chiamiamo paranormale. Okay. Noi siamo circondati da misteri, da fenomeni, è innegabile. Quello che noi facciamo è più un'attività contro i malviventi che usano l'argomento magari per scopo di lucro, per rovinare famiglie, ma robe grosse, capito? Robe grosse. Da poco voglio dirti questo, perché mi è capitato in casi della vita, mi sono appassionato a un podcast in particolare che mi ha anche, diciamo, spinto a fare una cosa che avevo in mente da 10 anni. Questa cosa qui me la sono pensata 10 anni fa, poi l'ho iniziata in maniera diversa e non l'ho mai portata a termine. Adesso basta, ho deciso di rifarla, ma anche spinto da altri podcast che ho visto, ne vedo tantissimi, in particolare uno che si chiama Il Bazar Atomico, molto interessante, però lì invitano molte persone, quasi tutte persone abbastanza conosciute, scrittori, autori di libri, personaggi dello spettacolo, vari e variegati. E uno in particolare
si chiama Piero Parisetti, come no. Lo conosci? Mi fa piacere. Si occupa, indaga le esperienze di premorte. Bravo. Che hanno davvero, alcuni casi sono davvero sorprendenti, per cui a me dispiace magari sentire molti scienziati che sono più scientisti che scienziati, che tendono a liquidare la faccenda in 448 dicendo sono allucinazioni eccetera. Beh, lui ha 20 anni che lo studia da scienziato. Assolutamente, lui, anche il professore Enrico Facco, che ti consiglio di seguire. Facco, sì, okay. È un altro straordinario scienziato, molto equilibrato, molto aperto, molto prudente, però anche lui ha rilevato in tanti anni di studio che nelle esperienze di premorte ci sono cose che non sono assolutamente spiegabili, tantomeno liquidabili con ipossia, sai, parlano di poco ossigeno al cervello. Sì. Ma in particolare parlava dei medium, ecco perché mi stavo ricollegando. I medium irlandesi, scozzesi, adesso non mi ricordo, e ce n'era uno, adesso non ricordo il nome, devo ricordarmi il libro, che era talmente pazzesco che lo faceva in assoluto anonimato, in assoluta non a scopo di lucro, non voleva nulla, faceva anche riunioni in teatri dove qualche volta non dico si esibiva perché non era un'esibizione, ma lo faceva con una naturalezza e ovviamente senza trucchi. No, senza trucchi, perché era una sua capacità. Sì. E insomma, bisogna crederci con le riserve, ma bisogna crederci. Quindi comunque esistono delle persone che hanno dei punti. Ma secondo me sì, guarda, le prove non ci sono, però contrarie, dici? No, non ci sono le prove né a favore né a contro. No, assolutamente. Però ecco che bisogna non essere negazionisti a tutti i costi, proprio perché non ci sono le prove. Quelli che dicono che non credono a niente stanno facendo un atto di fede, al contrario comunque, per cui e li lasci così, hanno questo modo di secondo me è un po' esagerato essere atei ed è un po' esagerato essere talmente sicuri di cose che in effetti non riusciamo a decifrare. Certo. Senti, quindi hai parlato dell'organizzazione antiplagio, giusto? Come si chiama? L'osservatorio antiplagio si occupa però, ripeto, di truffe perpetrate ai cittadini tramite cartomanzia, ma sai, anche l'oroscopo, bravo. che è un gioco innocente, però a volte viene utilizzato non come forma di intrattenimento, quale dovrebbe essere, oppure anche come forma, per dire, come forma di stimolo al pensiero, come dire, ma sì, il tarocchi, le carte. Ma fin lì va tutto bene. Esatto. No, va male quando c'è un lucro soprattutto tremendo. Guarda, noi come telefono antiplagio, osservatorio antiplagio, riceviamo migliaia di chiamate all'anno di segnalazioni di cittadini che vengono irretiti, truffati. Molte persone. Lasciamo perdere tutti quelli pittoreschi del mago di paese che ti fa le carte e gli dai un pollo. Capisci? Qui parliamo di migliaia di euro magari. Qui parliamo di migliaia di euro dove è un pollo quello che ci va, purtroppo, e non ne ha colpa. Come intervenite? Beh, noi... Cioè intervenite in qualche maniera oppure sì, raccogliete solo le segnalazioni? No, noi le segnalazioni poi le giriamo alle autorità e collaboriamo con le forze dell'ordine quando serve per indagini o consulenze dal punto di vista della nostra esperienza. Trucchi, per esempio, usano un sacco di trucchi questi maghi, Certo. Impropriamente fanno giochi di prestigio mascherati da fenomeni, da poteri mirabolanti, capisci? Quindi non vanno a dire o a spiegare alla fine che no, loro suggestionano le persone, usano metodi antichi e anche moderni. Certo. Adesso il mago, quando tu prenoti dal mago, lasci tutti i tuoi dati. Il mago entra nei social, con tutta probabilità molto spesso riesce a rilevare affari tuoi. C'è tanta gente che su Facebook mette tutti gli affari suoi e quindi poi sembra uno capace di divinazioni strepitose. Già, questo è molto più facile rispetto a prima. Oggi certo, no, prima i maghi si avvalevano giusto del cool reading, che è la lettura a freddo, cool reading. Che è efficacissima perché è sviluppata negli anni. Tu
riesci a cogliere le emozioni di una persona. Questo lo uso come da mentalista, è un'arma utilissima anche nello spettacolo. Però ecco, chi lo usa poi per truffare gente, poi a volte la fa franca, a volte se la deve vedere con la giustizia, no? Senti, hai detto trucchi, mentalismo, quindi penso spettacolo. Quando incominci ad affacciarti un po' a un panorama un po' più nazionale, quando incominci a partecipare a spettacoli importanti, io mi ricordo Fantastico, possibile? Sì, Fantastico è una delle prime cose che ho fatto, sì. Fantastico con Pippo Baudo, bella esperienza, molto formativa, divertente, fantastica. Come avviene questo avvicinamento? Come ti chiamano? Cosa succede? Guarda, secondo me è avvenuto per qualcosa di quantistico. Perché, Quantistico? secondo me sì. Perché sai che noi col pensiero forse possiamo riuscire a influenzare la realtà, no? Stiamo parlando di energia? No. Di energia. Okay. Io penso, perché vedi, poi magari è un caso, però mi ricordo che facevo uno spettacolo e apparivo spesso su Videolina in quei tempi, no? E la cosa curiosa è che una ragazza mi ha detto: ah, ti ho visto a Videolina, però l'ha detto con un tono un po' come dire, infatti poi ha aggiunto: ma non è mica Canale 5. Era l'estate dell'86 e io, un po' stizzito, gli ho sparato una balla di quelle enormi. Gli ho detto: ma ascolta, prima di tutto io, guarda, a ottobre debutto a Fantastico con Pippo Baudo. Giura? Ma ti giuro che era una balla spaziale detta in agosto, e poi in settembre Pippo Baudo dirama in tutte le sedi regionali Rai un annuncio, una circolare, sì, dove poi dalla sede Rai di Cagliari mi dicono, un giornalista, un caro amico mi dice: guarda che c'è questa cosa, ti conviene partecipare. Ho compilato questa cosa senza sperarci, però invece poi arriviamo a Roma in più di 3.000 ragazzi, talenti della musica, della magia, un po' di tutte le voci dello spettacolo. Show che fanno adesso? Sì, in realtà era un primordiale talent show quello, sì. E quindi insomma poi 3.000 ragazzi, arriviamo lì, poi dovevamo diventare 20 da 3.000, quindi io ho dovuto fare un sacco di provini, tornare a Roma, mi chiamavano, mi dicevano: signor Barrago, lei è ancora in corsa, adesso siete 2.500. Quante chiamate? Era uno stillicidio, poi certo. Tutta l'estate così, insomma. E poi guardi, deve tornare a Roma perché gli autori vogliono vedere nuovamente un po' il suo numero. Insomma, è stata un'avventura. Poi finita bene, perché appunto io rientrai fra quei 24 profili. Mi ricordo un gruppo di ragazzi, sì, variegati, da chi ballava, chi cantava, e ovviamente faceva cose. Tu eri l'unico mago? No, eravamo 2 maghi, più uno che faceva la riserva, eravamo 2 maghi. Ah. Sì. E quindi fu una cosa divertente. Cioè, sei arrivato a quello che hai detto, sì, alla tua amica. Per quello ti ho detto, è quantistico, è una divinazione, un po' sì, qualcosa di strano, di affascinante. E poi diciamo che quell'esperienza ha aperto davvero molte porte. Poi io ho lavorato moltissimo prima nelle feste di piazza, un po' in giro in tutta Italia, e poi ti è servito questo questa visibilità. Hai partecipato a Fantastico. Sì. Io non amo molto la TV, vedi, anche adesso siamo in TV. Non ti frega, non ci pensare. Siamo in macchina, stiamo guidando, stiamo passeggiando e stiamo chiacchierando. Certo. No, perché l'esperienza dello spettacolo di magia va proprio vissuta dal vivo. Certo. Dal vivo, in TV invece l'80% si perde tra i sospetti del pubblico, il mezzo freddo, se vuoi, il trucco televisivo, il complice, quindi la magia soffre molto. La TV è la criptonite del mago, secondo me. Ah, ok. È proprio qualcosa che abbatte molto i poteri. Quindi il mago più famoso dei miei tempi, dei nostri tempi, che faceva solo gli spettacoli in TV. Ma Silvan? No, l'ultimo, quello più moderno, aiutami. Non me lo più ricordo. Moderno? Quello che faceva illusioni pazzesche. Copperfield.
Beh, Copperfield, guarda, è un gran fuoriclasse straordinario. Chi l'ha visto in TV, negli special, ha visto anche molto meno di quello che si vede dal vivo. Quindi dal vivo è veramente incredibile. Dal vivo è straordinario, ma la magia è così, cioè se tu vedi una donna volare in TV non è come è un po' relativo, dal vivo sei lì, capisci, a volte sei anche a pochi metri, per cui... Ma come cacchio fanno, porca miseria. Ma davvero, me lo chiedo da una vita. Mamma mia, sei tremendo. Ascolta, hai detto una cosa prima che mi incuriosisce da morire, la fisica quantistica. Ma che roba è? Ma è una roba meravigliosa e è una teoria fatta di concetti così sfuggenti, così complessi. Pensa all'entanglement, per esempio, Entanglement, no? sì. Questa cosa qui, che deve Spieghiamolo per forza... cos'è l'entanglement. Io lo studio un giorno sì, un giorno no, perché è sfuggente, quindi in parole povere è semplicemente che a quanto pare osservando una particella, l'altra particella che era stata associata in qualche modo si mette in spin istantaneamente a prescindere dalla distanza in cui si trova, potrebbe trovarsi anche in un'altra galassia. No, dai, questo fa venire il incredibile. sospetto che il tempo in fondo il tempo e lo spazio sono una nostra interpretazione, potrebbero non esistere, Pazzesco. e tutto questo è molto affascinante. Ma lo stai facendo di questo studio che fai per la fisica quantistica per una tua Passione curiosità personale? passione, ti dicevo prima, quasi patologica, perché veramente investo molto tempo. Da quanto tempo? Senza poi dover diventare uno scienziato, quindi No, capisci, è per tempo puro- utilizzato, è pura goduria personale, così, sì. Tipo passi ore a studiare, a leggere? Sì, a poi devo documentarti? dirti che però questa cosa qui, questo tipo di studi, personalmente mi aiutano nel pensiero laterale, Ah, che è poi fondamentale per escogitare trucchi. creare. Sai che io sono appassionato di invenzioni, proprio con Antonio Palmas inventiamo, molto spesso facciamo un brainstorming a due Sì. e inventiamo letteralmente trucchi nuovi, Cavolo. che è importante, perché comunque sai che tu vedi un mago, vai a vedere un mago e tutto sommato c'è purtroppo il problema che si somigliano un po' Mhm. tra loro. Cioè fanno più o meno gli stessi ci giochi. si somiglia, sì. Non gli Esatto, giochi. esatto. Gli Quindi stessi- è poi un divertimento inventare i trucchi, È bello, vero? È bello perché è la strategia estrema, perché poi tu devi ingannare menti umane intelligenti, non mica gatti, capisci? Per cui Non è diciamo complicato. gatto, che è un animale sacro. Gatto è bellissimo, è il mio animale preferito. Ah, ok, gatto. ok. Che però non- magari il gatto ha un'intelligenza particolare. Il gatto è molto affascinante. È molto affascinante. Sì. Tu che studi questi È mondi, il mondo utilizzato del gatto, moltissimo nella letteratura, la strega aveva il gatto, il capisci? gatto è molto sempre la bello, compagnia sì. della strega. E quindi non ti fermi mai, stai sempre lì pensando a trucchi nuovi. Non mi fermo mai, sono perdutamente innamorato del mio lavoro Che bello. ancora adesso, come il primo giorno. È una cosa bella questa, perché è una passione proprio molto stabile questa, sì. Non è mai cambiato, esatto. Quindi, giusto per capire la tua storia che mi affascina, arrivi a Fantastico, diventi appunto noto a un pubblico più vasto. Ah non- sì, non quello fu un solamente momento di locale. popolarità, sai, proprio di firmare gli autografi, Sì. quelle cose lì E come per ti strada, sei a sentito? Roma come a Milano, come mi sono sentito. Tu che sei timido, Guarda, mi hai sì, detto. no, sono timido, ma mi sono sentito, mi ha divertito molto. Poi ho anche scoperto che essere popolari è faticoso. In questa carriera ci sono periodi dove sei meno popolare, più popolare. È una montagna russa. È una montagna russa, e devo dirti che appare come una cosa divertente, bellissima, ma ha un prezzo mica da ridere, perché Vero. sì, perché insomma poi viene meno molto spesso. Anche se vado al market, un signore anche ieri mi ha detto: ah, ma lei può far sparire lo scontrino, e va anche bene la battuta. No, fa sparire il Però- prodotto. esatto, però tu moltiplica per moltissime volte, non è per forza sempre Piacevole. divertente. Cioè, fa piacere, c'è anche questa manifestazione di stima, di Di sì, riconoscimento, ti riconoscono esatto, ancora. esatto.
queste conferme di cui si ha bisogno, però non è piacevole. non sempre. E quindi la popolarità è una cosa che diverte, fa piacere, ma è anche molto stressante, bisogna saperla gestire. Poi bisogna saperla gestire perché è una cosa piuttosto delicata da maneggiare. Pericolosa? Ma sì, non devi mai fare gaffe. Vabbè che adesso siamo in un'epoca veramente di degrado, di decadimento, per cui tu senti molte volgarità. Non mi pare che ci sia più la televisione meritocratica di un tempo, ci sono talenti bravissimi e anche invece viceversa persone che non inspiegabili. Beh, da un po' di tempo è successo questo che stai rappresentando tu, questo degrado televisivo. Sì, è cominciato già tanti anni fa. Molti anni fa, quando hanno iniziato a sdoganare le parolacce, i comportamenti aggressivi, questo sdoganamento ha portato... Le parolacce, per esempio, non mi pare che aggiungano molto al monologo di un attore, per cui a me non piacciono. Voglio dire, se non ci fossero, tipo Nino Frassica che non ne dice, è geniale, è geniale, capisci? Nino Frassica io l'adoro. Quelli che dicono un sacco di parolacce mi sembra che o tentino di apparire più come un giovanilismo la parolaccia, che però non aggiunge molto, mi pare, insomma. Senti, in tutto questo, vabbè, velocemente cosa succede? Quindi lo spettacolo, il mondo dello spettacolo ti fa entrare in maniera molto, molto rapida. Molto forte, perché poi Fantastico era nell'86, era ancora era la cosa più c'era importante. Mediaset che era nascente, anni 80, e quindi 90, quello spettacolo faceva punte di 20-21 milioni di telespettatori, oggi è una cosa che oggi è impossibile, ma anche per la partita nazionale ne fanno 7 e già festeggiano. Bravo. Quindi fu una popolarità, una partenza fortissima. Senti, lui com'era poverino morto? Pippo Baudo era, credo, esattamente come si può percepire vedendolo in televisione, una persona straordinariamente corretta, con la schiena dritta, leale. L'hai più rivisto dopo Fantastico? Sì, poi sono state occasioni per rincontrarsi, sì, anche perché io poi ho partecipato a molte trasmissioni e qualche volta ci si incrociava così, sì. Sempre stato cordiale con te? Fantastico, come il programma, davvero. Fantastico, ma lui, ma anche gli autori di quei tempi, no? Io lì ho avuto la fortuna di essere guidato da un regista come Gino Landi, mitico Gino Landi, poi autori come Marco Zavattini, Franco Torti, li ricordo con grande affetto, perché sai, noi eravamo ragazzini, quindi loro sapevano benissimo della nostra fragilità, difficoltà, certo, cioè tu dallo spettacolo all'Oratorio Salesiano di San Paolo ti trovi catapultato al Teatro delle Vittorie in diretta in un momento storico con 20 milioni di persone, quindi capisci, non è facile in diretta, perché tu lo sai che ci sono 20 milioni di persone. Pazzesco. E poi io sono timido anche per questa trasmissione, figurati. Ti sento la timidezza, la sento la timidezza. Dai, lasciati andare, non è nulla. Ma sai che mi sto divertendo, è bellissimo. Non so dove stiamo andando, siamo in campagna, qui dove siamo? Stiamo facendo inversione di marcia, perché siamo arrivati per informare gli ascoltatori a Oristano e adesso stiamo per tornare una persona che sa quello che sto facendo, perché è una cosa che ho cercato di tenere il più riservato possibile, ma ormai sta sfuggendo di mano, forse dopo l'attuo non è più tanto tenuta. Vabbè, comunque mi ha detto ma dove vai? Quando faccio un'ora, quindi vado 30 minuti in una direzione. Perfetto, lo usi come clessidra la strada, va esatto. Bene, una bella idea. E quindi so perfettamente che a 30 devo girare. Perfetto. Così ti riporto a casa esattamente. Le domande le fa il conduttore, ma io una ce l'avrei da farti. Dimmi. Perché ti conosco come creativo, inventore, fai un sacco di cose belle. Questa cosa
come ti è venuta? Perché mi mette grande curiosità, cioè tu sei uno che questa cosa la fa per il piacere di farla, non è il tuo lavoro. Come funziona? Allora, nel senso che hai detto non è il tuo lavoro, io non ho più un lavoro. Sei in pensione. Sono in mezza pensione. Mezza pensione. Io ho una mezza pensione, vabbè. E quindi il tempo... Allora, innanzitutto non sono io il protagonista, non rispondo a domande. Ok. Però a te ti rispondo perché ti voglio troppo bene. Qualcuno ha cercato negli episodi che ho fatto di farmi domande, ho detto no, io non c'entro nulla. Comunque a questa domanda, l'ho detto prima, nel 2011 mi sono messo il cellulare in macchina perché avevo da dire delle cose, cioè avevo voglia di parlare. Allora non si usava ancora YouTube in maniera pesante, i social erano abbastanza, non dico all'inizio perché comunque esistevano da un po', però non c'era ancora, forse Instagram non c'era ancora, c'era solo Facebook. YouTube non era ancora il social che è oggi, era solo un modo per divulgare video in maniera un po' diversa. Comunque mi metto il cellulare, che allora erano molto telecamere bassa risoluzione, erano veramente leggeri, comunque li metto in link, se uno se li vuole guardare, sono Movidi Car. Io allora avevo Movidi come azienda, sì. La mia cooperativa sì, sì. Il marchio Movidi, e quindi ho fatto Movidi Car, facevo il rec e molto bellina. E sparavo cose che mi venivano in mente, ma erano molto legate al mio lavoro. Quindi un giorno, per esempio, ne ho fatta una sul fatto che ad agosto avevo trovato una gelateria chiusa in ferie. Ho detto, ma che cavolo di razioncino ha quel gelataio a chiudere ad agosto per ferie? E quindi lì, perché proprio sono passato in macchina e ho visto chiuso per ferie. Poi ho parlato, un giorno ne ho appuntato, ho parlato del mio barbiere. Oggi sono andato al barbiere, il mio barbiere che ci va da 45 anni dal solito, è un affezionatissimo. mito. Sì, Mondo, ti saluto. Mondo è un mito, e lui da 45 anni dà l'appuntamento. Cosa che non so se ti ricordi, le file che facevamo dei barbieri. Assolutamente, arrivavi lì e a volte trovavi questa sala piena. Non sapevi mai quando iniziare, quando fare. È una cosa intelligente, certo. E lui lo fa da 45 anni e lui ogni mezz'ora c'è un appuntamento e tu sai che entri alle 10 e alle 10 e mezza vai via. E sai quanti suoi colleghi lo bistrattavano? Ma perché fai gli appuntamenti? Ma che non ti conviene? Poi la gente ti brucia. Io ho detto, ma cosa stai dicendo? Io so quante ne faccio ogni giorno così, e soprattutto so quando me ne devo andare via. Quindi parlavo di queste cose. Ti dicevo, ne ho fatto 10, una decina, ne ho trovato solo 5 in rete perché li avevo pubblicate, e quindi ho messo il link apposta e l'ho mollata là. E mi sono detto, ma questa cosa, se io l'avessi continuata adesso, sarebbe stata bella, un'evoluzione, un po' come quando inizi una cosa e se non la porti avanti sei assolutamente, la trovo molto, molto bella. E questa l'ho cambiata, aspetta. Poi c'è un'altra cosa, nel 2004 o 5, adesso non ricordo, quando avevo da poco la cooperativa, avevo comprato un camper, avevo fatto delle attività di animazione territoriale, e siccome fra un progetto e l'altro mi ero trovato un po', come dire, ma voglio fare qualche altra cosa, e mi ero innamorato di Roma-Milano. Te lo ricordi Roma-Milano? Quel programma, come no? Era non so se era un camper o... No, era una macchina. Una macchina. Dentro la macchina ci andavano due personaggi, che erano due personaggi molto noti, erano due attori. Forse era un intervistatore, il conduttore e un personaggio, no? No, erano due personaggi, come potevi essere tu con un altro personaggio dello spettacolo o della politica o di due personaggi, e chiacchieravano fra di loro. Si raccontavano le cose. Era interessante. Sì. Era molto bellina. Io quindi, influenzato da questa cosa, avevo fatto col camper Carlo Felice Viaggiando Parlando. Bellissimo. Ed era una trasmissione televisiva andata in onda 10 puntate su Sardegna 1, che avevo prodotto io, avevo totalmente prodotto, e c'erano Alessandra Meloni, ciao Ale, che era praticamente la conduttrice. Io facevo da regista di tutta la cosa, perché poi Alessandra incontrava personaggi che potevano essere personaggi noti o meno noti, erano appartenenti al mondo sociale, culturale. In una puntata avevo intervistato, lei Alessandra aveva intervistato le Balentes. Te le ricordi le Balentes? Come no, siamo amici poi. Rossella Fa, certo. È mia cugina. È tua cugina? Sì, mia cugina Rossella, è la protagonista di una puntata, quindi la vedrai. Bene. Ho intervistato anche Rossi.
E Rossi, che è cantante, ovviamente mi ha fatto conoscere Valente e abbiamo fatto questo programma. Quindi questa è un'evoluzione di tante cose che avevo già Bellissimo. fatto. Quindi tu hai fatto, è un format proprio, Sì. gli hai dato un titolo tipo In viaggio con, come si intitola? Allora, c'è un titolo, adesso veniamo a bomba, perché c'è la domanda che faccio a tutti. Sì. Io questo progetto l'ho chiamato A come, puntini puntini. A come? A come, perché a come quando un giorno ci stavo... Lo troverai, l'ho Vabbè, spiegato, è un sì. po' lungo, però l'ho Sì. spiegato anche nel trailer che pubblicherò nel canale. Comunque a tutti gli ospiti faccio una domanda. Sì. In base a quello che ci siamo raccontati, di quello di cui hai parlato, anche poco, perché c'è un sacco di cose da chiederti, vabbè, ti faccio una domanda. Che parola potresti associare a questa nostra chiacchierata? Ma non ho dubbi. Ah, come? Ma non ho mezzo dubbio. Tu mi hai detto a come e questa cosa mi ha evocato una cosa che forse ha incentivato la mia passione per l'astronomia, l'astrofisica. A come Andromeda ti rispondo. Oh mamma mia! Sai che cos'è? Era uno sceneggiato televisivo Vabbè. degli anni 70 Ok. dove c'era questo Paola scienziato. Pitagora, Sì. Luigi Vannucchi. Allora te lo ricordi? No, l'ho chiamata Luigi così per questo Vannucchi, motivo. grande Luigi Vannucchi. Morto, povero. L'ho chiamata così. Perché Come l'hai chiamata così? No, a come, pensando a come Andromeda. Ho chiamato così. Ah, tu le chiami? Beh, ma io sono un mentalista. Sei un mentalista. Per cui non e poteva ti dico essere un'altra altrimenti. cosa, l'hanno già detto. L'hanno già detto pure. Sì. È perché guarda che quello sceneggiato evidentemente è rimasto. Perché era una persona della mia età, quindi comunque della nostra età. È della Quindi nostra età. Io ho detto, Cioè. Andromeda, ma come cavolo hai detto? No, ti ringrazio perché questa cosa mi fa piacere, però non posso duplicare i titoli, quindi ho bisogno di un'altra parola perché ogni episodio ha la sua parola. Però hai detto una cosa che... hai detto quindi- una cosa che ti appartiene con la... No, assolutamente, no, l'ho detto. Sì, cioè? Boh? Cosa hai detto? No, io ho detto A come Andromeda. prima. Beh, è una parola che hai detto prima, è sempre con la e ti appartiene. Ah, beh, A come antiplagio potrei dire. No, quello... Vabbè, sì, se vuoi anche quello. Ma l'hai detta prima di Andromeda. No, ma tu Che sia- ricordami. che sia Astronomia, ma astrofisica. certo, ma Ti va bene astrofisica. quello? Ah, mi va benissimo. Ecco. Astrofisica, astronomia, è una materia che mi appassiona. Ma tu la studi? Sì, sì. Cos'è la differenza tra astronomia? Io faccio l'ignorante adesso. No, vabbè, sai, intanto l'astronomia è chiaramente l'osservazione dei corpi celesti. Perfetto. L'astrofisica approfondisce l'argomento nel senso che... Cioè la sì. fisica quantistica è astrofisica? No, perché Quella è un'altra cosa. l'astrofisica, la fisica classica, quella che Ok. conosciamo, quella che possiamo verificare e misurare, la fisica classica. E la fisica quantistica invece è quella di cui vediamo gli effetti ma non conosciamo i meccanismi. Ma a che punto sei arrivato con la fisica quantistica? No, Cioè, ma non si arriva da nessuna parte, ma Così? nessuno. Non si arriva da nessuna no, parte. per adesso proprio l'entanglement, mica c'è qualcuno che te lo può spiegare. Però cioè, l'hanno identificato come... assolutamente accertato. Cioè hanno assolutamente provato che- accertato. ok. Einstein aveva fatto un po' di resistenza, poi aveva riconosciuto che Born aveva ragione su questa cosa. Poi adesso, guarda, proprio nel 2023 hanno vinto il Nobel due scienziati per l'entanglement, cioè perché hanno dimostrato con gli strumenti, con l'orologio atomico, sono riusciti assolutamente a dimostrare C'è il fatto che una che molecola, esiste. una molecola, Una particella, si trova qui e una si trova non in un pianeta lontanissimo, facciamo direttamente su Andromeda, che è l'altra galassia, la nostra galassia vicina. Sì. Ecco, se queste due particelle vengono, una viene osservata, per il fatto che viene osservata già comincia a cambiare stato. E contemporaneamente succede su Andromeda nella particella, nella parte, quindi capisci bene che l'idea dello spazio Del tempo. è un'idea che si dovrebbe o si metterà in discussione, si mette in discussione. Ma a livello personale come potrebbe, come dire, come puoi rappresentarla questa situazione dell'entanglement con le persone? Esiste anche un entanglement sugli individui? Allora,
attualmente gli scienziati sostengono che nel macrocosmo non ci sono fenomeni di entanglement, però è bello anche sentire due persone che hanno un feeling talmente grande che dicono noi siamo in entanglement, perché capisci? Ci influenziamo l'una con l'altra. Sì, e ci intendiamo. Avevo letto una cosa, che quando due persone si incontrano, poi dopo questo incontro sarà, come dire, un imprinting per sempre per questi due individui. Certo, guarda, quasi indissolubile. Guarda, diciamo che sono tempi duri per gli scettici questi, perché gli scettici, quelli integralisti, no? Quelli che negano tutto, oggi devono fare i conti con misteri accertati, fammi dire così, misteri nel senso accertati. Che restano misteri, ma è accertato l'effetto. Voglio dire, per esempio, la materia oscura non sappiamo né cos'è né com'è, però siccome influenza i corpi celesti sappiamo che c'è. Bello. Capisci? Quindi è interessante. E quindi gli scettici devono stare calmi. Bellissimo. Un'altra cosa che mi preme chiederti, perché è una domanda per me, nel senso che ho trovato tante risposte, però mi piace sentirle una da te. Cos'è per te il successo? Guarda, il successo non è quello che spesso si dice, cioè l'estrema popolarità, uno è più è famoso, si parla di successo. Il successo per me è il consenso, cioè tu puoi avere successo di fronte a una platea di 10 persone. Bravo, che bello. E poi non avere successo quando ti proponi in Eurovisione, per esempio, può succedere, no? Certo. Poi la popolarità è un'altra cosa, cioè non è famoso uguale successo, ma mai e poi mai. Se no Totorina avrebbe un successone, era famoso, certo. Capisci? Quindi no, il successo è il consenso. È il consenso. Sì. Ma avere essere un uomo, una donna di successo, avere successo è differente? Che significato ha per te? Tu sei una persona che ha avuto successo? No, io mi sento davvero totalmente appagato, perché ho raggiunto gli obiettivi che mi sono prefissato. Veramente mi è andata, mi sento uno fortunato, ecco. Che bello. Sì. Sei contento della tua vita? Un privilegiato, sì. E se usassimo questa come parola? Come? Come? Appagato. Appagato anche, va bene. Appagamento è una cosa. Quindi me ne fai usare 2 o 3, sono contento. No, una. Sono un privilegiato. Sei privilegiato. Però hai detto, appagamento, appagato. Sì, no, mi piace. Adesso me la sono dimenticata. Vedi, questo è la A come Alzheimer. Mi sono dimenticato cosa ti dovevo dire. Bellissimo. Ok. Porca miseria, ma non fa niente. No, bugia, ecco, me la sono ricordata. Mi hai fatto una domanda prima che mi hai chiesto, io ho divagato dicendoti un sacco di cose, e quindi il mio difetto è quello che parlo troppo. Perché lo stai facendo? Allora, quello che sto facendo, questo format, la prima cosa è che appaga me, perché io ascolto storie delle persone che invito e ti giuro che questa cosa mi riempie. Ma è meraviglioso, ogni persona è un universo, se ci pensi, per stare in tema astronomico. È un universo, ogni persona ha storie, gioie, dolori, cose interessantissime, devo dire. Un po' infatti mi viene voglia di scoprire le storie, anche perché magari dopo spero sempre che ci sia magari non dico una lezione, che non voglio pretendere che vengano fuori lezioni, ma consigli, indicazioni per chi magari intraprende percorsi simili a quelli dei miei ospiti, capito? Quindi è per quello che ho cercato di chiederti un po' la tua storia legata appunto a momenti di successo, di notorietà. Certo, poi ci sono anche le flessioni, come dicevi tu, sono montagne russe queste carriere. L'importante è essere davvero molto felici di ciò che si fa. Molto felici. E poi non bisogna pensare che tu devi sempre volare alto, non vuol dire niente, insomma. Io conosco artisti dal talento cristallino che non hanno fatto cose fuori dalla propria provincia. Ok.
però sono assolutamente vogliosi di dimostrare, di dare al pubblico quello che hanno con grande qualità, quindi sai, un po' la fortuna in questo settore incide in una misura considerevole. Si sono accontentati. Sì, ma accontentati. La normalità non è essere famosi, nel mondo dello spettacolo, cioè per 100 cantanti famosi ce ne sono 2 milioni di persone che lavorano non per hobby, che vivono di musica, capisci? Certo. Per cui la normalità non è essere famosi. Ok, bello. Quindi l'ambizione di diventare musicista e di vivere di musica è già tanta roba e va bene. Ma quindi bisogna essere ambiziosi secondo te? Tu hai detto questi sono rimasti... L'ambizione non per il cosiddetto successo, la popolarità, grandi soldi, l'ambizione di uno che dice io non voglio fare l'impiegato delle poste, voglio fare il musicista. Okay. È un'ambizione. Poi campare di musica non è facile, quindi se uno ci riesce, anche se lo fa a livello regionale, provinciale, va benissimo. Certo. È un'ambizione raggiunta. Quindi l'ambizione è una cosa positiva, buona. Assolutamente, certo, secondo me. Ambizioso. Sì, forse prima ero più ambizioso da ragazzino, no? Si sogna. Poi, sai, poi l'appagamento calma le ambizioni, inevitabilmente. Quanto ti sei sentito appagato? Beh, molto presto. Davvero? Molto presto, perché da giovanissimo ho iniziato a fare gli spettacoli, prima nelle feste di piazza, poi quel settore l'ho lasciato per le navi da crociera. Ah, sei stato in navi da crociera? E sono stato quasi 6 anni nelle navi da crociera, quindi in giro per il mondo. Devo dirti, forse lì ho imparato davvero a relazionarmi con un pubblico cosmopolita, perché avevi 50 spagnoli, 80 inglesi, francesi, cioè il pubblico... E lo facevi in inglese lo spettacolo? Allora, io non avevo molta facilità di parlare tutte quelle lingue, la magia è visuale, per cui tu... Poi un po'... E poi parlavo tutte le lingue alla Totò, per cui si divertivano molto e capivano tutto, perché sai, comunque quando tu fai sparire una cosa, non è che, cioè, anche un giapponese la vede sparire. Usavi il linguaggio del corpo, delle mani. Certo. Cosa che vedi, per esempio, una cosa che mi viene in mente è che noi italiani siamo individuati come quelli che gesticolano di più e che sono più avvezzi a utilizzare la manualità, diciamo, il gesto per esprimerci. Sì. Rispetto agli altri, quindi vedi quello che sto facendo io, quando poi abbiamo una marea di modi di dire le cose con le mani, no? Certo, ok, è universale. È proprio un linguaggio. E poi ripeto, la magia non ha di quei problemi. Io adesso mi sono ricordato, hai presente la donna tagliata a metà? Oh cavolo! Ecco, io nelle navi da crociera avevo 2 ballerine, una bionda e una bruna, e avevo inventato questa variante straordinaria, cioè tagliavo 2 ragazze, poi le riattaccavo mettendo dal busto alle gambe di quella bruna nella bionda e viceversa. E questa cosa mi era venuta in mente perché un giullare di corte del faraone Cheope 5000 anni fa prendeva un'oca bianca e un'oca nera, le decapitava e cambiava le teste, poi le oche vive e vegete, quella bianca con la testa nera e viceversa. Quindi io, studiando cose di storia della magia, che è importante per un mago, il mago deve sapere chi era suo bisnonno, deve conoscere la storia. Non sembra, ma è importante quando tu sei davanti al pubblico sapere esattamente la storia del tuo mestiere. E quindi lì mi venne quest'idea di tagliare a metà 2 ragazze, la bionda e la bruna, e poi riattaccarle. Erano vestite diverse, quindi capisci, l'effetto era forte. Ma questo ovviamente è un effetto, è un trucco. No, penso di sì. Non è un trucco, no, è reale. Penso di sì. Ma il faraone di corte lo faceva così? No, il faraone, non il faraone, il giullare del faraone Cheope usava metodi purtroppo per le oche molto più severi. Non era un trucco che capitava sul serio? Si usava 4 oche. No. Due trucchi. Adesso ormai è prescritto, dopo 5000 anni il trucco. Non c'è più segreto. Il trucco no. E per cui lui aveva 2 oche
una nera e una bianca, già con le teste dipinte, quella nera con la testa bianca e viceversa. E poi però sacrificava 2 oche perché le decapitava, poi con un trucco molto rudimentale sostituiva i 2 cadaveri con le 2 vive. Ok. E quindi l'effetto era questo. Pensa che è arrivato ai giorni nostri, e questa cosa è descritta in un papiro, si chiama papiro Huéscar, che è esposto in un museo di Torino, dove ci sono... Ci voglio andare. E ci devi andare, ma è interessantissimo. Beh, il museo di Torino egizio è diventato È una roba meraviglioso, fantastica, ti con consiglio il di nuovo andarci. direttore Greco, che Sì, è una persona sì. bellissima. Scusami, No, e no. quindi questo trucco qui lo facevano anche loro. Ah no, mi hai detto che devi conoscere la storia dei tuoi avi. Perché? Sì. In che senso? Beh, perché se tu conosci la storia, le biografie di tutti quelli che ti hanno preceduto, conosci meglio il significato del tuo lavoro, Anche della tua vita? anche un po' della vita. Sai, io per esempio sono sempre stato molto affascinato da Robert Eugène Houdin, che non è Houdini, ma che è vissuto quasi un secolo prima e che ha anche ispirato il nome d'arte a Houdini, che si chiamava in tutt'altro modo Eric Weiss. E lui era un inventore, io un po' mi riconosco. Poi lui si era fatto un suo teatro e io ho seguito questa cosa sull'onda proprio della passione per un personaggio del genere. Perché il suo teatro si chiama Houdini. Io poi ho intitolato il teatro Houdini anziché Houdin, come Houdin. sarebbe stato logico. Beh, forse è più noto Houdini. No, ma cioè. sì, perché poi tu apri un teatro e se vuoi far sapere subito di cosa parli devi usare un nome Nomen omen. che è quello di Houdini, esatto, che è quello di Houdini, che era un mago il più... Allora, non era un mago fra i più bravi, i suoi contemporanei lo trovavano, insomma, bravo, scarso no, però nella media. E quindi? Però Houdini era il re del marketing, che è una materia che tu conosci bene. Lui era il più bravo di tutti a far pensare di essere il più bravo. Figata. Che sì, infatti, cioè, oggi come si dice, si vende bene, no? Ecco, quella cosa lì. Beh, poi un film bellissimo che ricordo con amore e affetto quando Tony Curtis ha interpretato Sì, quello è il primo film, e poi c'è Negli stato qualche 50. altro. Sì, sì. Quello è più bello. Ma io ricordo, moriva veramente così lui, ingabbiato in No, catena? questa è una versione è un finale non è vero? romanzato. Ok. Lui aveva un problema durante lo spettacolo perché praticamente aveva l'appendicite. Dicono che sia stata provocata da un pugno di un ragazzo, ma insomma alla fine la verità è che è morto in ospedale per peritonite. No, per carità. Nel film muore dentro la gabbia che non riesce a uscire incatenato. Sì, beh, giustamente il film poi ha un'esigenza di spettacolo, Scenica, esatto, sì, molto insomma, la forte. sceneggiatura dov'è. Wow, abbiamo fatto un'ora, caro mio. Abbiamo fatto un'ora, ma è stata un'ora piacevolissima, in ogni caso con te è sempre un piacere. Dai, va bene, sono contento, però non ti è pesata questa Ma ora proprio qua, per niente, visto? no. Anche perché io sono timido, ma mi dimentico, mi sono ricordato giusto 2 momenti che noi stiamo Paio di facendo volte. una trasmissione. Comunque ti rivedrai, spero che ti rivedrai e ti piacerai. Speriamo, certo, ma Che sì. mi dia Bisogna l'autorizzazione. accettarsi, non è che mi devo piacere. Mi accetto, dai. Come accettarsi. Come accettarsi. No, dimmi qual è la parola che devo usare però. Tra Qual era? adattamento, astronomia, astrofisica, accettarsi, Ma sì, adattamento, astronomia, dai, Ti piace astronomia, astronomia, sì. che è la cultura È che una fa passione chiudere che ho da tutto. bambino. Io quando avevo 5 anni, 4 anni, prima di fare i trucchi di magia cosiddetti, attaccavo nel vetro della finestra degli UFO tagliati con le forbici, che belli. facevo la foto e sai che ingannava molto? Cioè sembrava fuori l'oggetto. Poi andavo da Calafatto in via Cocortu, portavo il rullino e lui mi diceva ci vediamo tra una settimana, perché doveva spedire il rullino a Roma. Lo Cioè, so. capisci? Noi siamo dinosauri, lo sai? Lo so, ne ho ben contezza di questo. Che quelli quando rivedi le Meraviglioso. foto erano molto realistiche, Assolutamente ingannevoli. ingannevoli. E lì è incominciato
Lì sai, Non ingannare nessuno, il bacillus magicus del trucco, insomma. Che Secondo me bello. c'è un'inclinazione nelle passioni, c'è già un'inclinazione. Sì, bravo. Che poi sai che abbiamo 7, 14, 21 che sono le età, diciamo, le pietre miliari di ogni individuo. Di ogni fase, Di ogni individuo, cioè Sì. i 7 anni, 14 e 21 sono le epoche di cambiamenti. 7 anni, tu hai detto 6 anni, giusto? Sì, Quindi lì ce l'ha già. a 6 anni c'è Imprinting. stata questa, sì. A 14 qualche altra cosa? A 14, Più o meno, 14 anni eravamo molto vicini ai primi spettacoli All'oratorio. o nella cricca degli amici. E 21? 21, 21, 22 ovviamente, no? Un po' no, di margine. Fantastico 23, Siamo vicini. siamo vicini, sì. Sono le 3 pietre miliari dei Beh, cambiamenti importanti. poi Fantastico è preceduto da quella balla spaziale Bellissima che avevo detto, balla, sì, vedi? sì. Quella è bellissima, Sì. proprio, anche secondo Lì me. sei stato un bravo marketing man. Ti sei venduto in quel bene. momento sì, ma poi c'è dell'altro, perché o è una coincidenza che può essere, oppure è un fatto quantistico, cioè Ce l'avevi. influenzare la realtà. Sai che io un po' ci credo, Anche io. Sì, perché poi nella vita, ora magari siamo arrivati, la prossima puntata ti racconto un po' di episodi paranormali che mi sono successi, che hanno... Dai, uno adesso, uno lo voglio adesso. Sono tutti... Tutti collegati? No, sono un po' lunghi, meriterebbero un... La facciamo. La facciamo sicuramente. La facciamo? Sì. Promesso? Promesso. Seconda come no, stagione? come no, Questa sì. è la prima stagione? Assolutamente, Seconda con stagione, grande piacere. puntata Ti al- racconterò un paio di esperienze che hanno fortemente cambiato il mio modo di vedere le cose. Bello. Io ero uno scettico, razionalista assoluto, totale. Ok. E poi però mi sono reso conto che ci sono molte cose che non sono liquidabili con due parole da scettico, capisci? Bello. Siamo circondati da misteri. Sono d'accordissimo. Bene, grazie. Ma grazie a te, è stata una cosa divertente, bella. Sono contento. Quindi però con lui ci diamo appuntamento. Seconda stagione, A come astronomia e la prossima A come... ci troveremo la parola. Vedremo. Ok. Ciao. Ciao a tutti, ciao. He's